La battaglia dell'ossigeno per donare ai pazienti il tempo di sconfiggere il coronavirus. Questa è la terapia subintensiva respiratoria di Padova, penultima spiaggia prima della rianimazione. In trincea 40 tra medici, infermieri e specializzandi. I suoi 15 letti sono pieni da giorni, ma per ora hanno risparmiato alla rianimazione 30 pazienti. Qui, come a Roma e Milano, si sperimenta un farmaco di contenimento. Ci siamo orientati verso l'uso di tocilizumab, cioè di questo farmaco nato contro l'artrite reumatoide. L'obiettivo di questo farmaco è bloccare l'infiammazione che la malattia provoca. Il beneficio del farmaco si può vedere anche nel giro di un paio di giorni. Si eroga ossigeno ad altissimi flussi, terapie che unite al farmaco antiartrite danno buoni risultati. La risposta è clinica, il paziente si sente meglio, è meno dispnoico, è funzionale, cioè migliora la sua ossigenazione, ed è laboratoristica, cioè migliorano i suoi indici di infiammazione. 10 dei 14 pazienti trattati con il farmaco sono migliorati. Abbiamo ottenuto dei risultati che possono dare aspettativa e speranza anche ad altri malati.